Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra cara e amata Clareville, la nostra splendida contea di Conner Bay. Ci ritroviamo al calar della notte, sono le 21 di sera e date un'occhiata della grande quantità di automobili che ci sono appunto viaggianti all'interno delle nostre splendide strade. Allora, vi voglio fare come dire un giro turistico della nostra cittadina per farvi vedere come dire le ultime novità, come dire anche le novità a livello stradale ma anche strutturale che sono state appunto effettuate nelle ultime settimane. Intanto potete vedere una fantastica gru che sta per tirare su un fantastico grattacielo ad alta densità. Eccolo qui, sta per essere costruito, siamo quasi al 50%. Allora proseguiamo a sinistra lungo appunto la nostra via Garibaldi, vediamo cosa ritroviamo da questa parte. Come potete vedere abbiamo innumerevoli appartamenti di lusso e finalmente il primo grattacielo che ospita circa 2000 cittadini. Ritroviamo un'approvazione che come potete vedere coincide con l'80%, quindi una felicità residenziale davvero molto elevata. Allora, la felicità al reddito medio si preoccupa un po' per qualche abitazione che ovviamente subisce il valore del terreno sotto la norma, però adesso vedremo di risolvere anche questo piccolo problema. Con l'aumento della nostra popolazione potete vedere che siamo arrivati a circa 20.000 abitanti, aumentano anche le morti, quindi sicuramente dovremo investire i nostri ultimi guadagni in questo settore, ovvero il settore della sanità. Bene, vediamo di continuare verso la nostra via, ovviamente la nostra stazione dei pompieri, diamo un'occhiata, nuovi appartamenti che cercano di accogliere sempre più cittadini, sempre al massimo delle loro possibilità. Vediamo un po', scendiamo a tutta manetta da questa parte, come al solito sempre le nostre fermate per gli autobus pronte per far velocizzare ovviamente i processi di trasporto dei nostri cittadini. Diamo un'occhiata invece all'interno del nostro quartiere commerciale, business a manetta, ritroviamo importantissimi uffici come per esempio banche e nuovi grattacieli che sono stati appena adesso eretti, in una sorta di Empire State Building, Torre Nardi e così via. Allora, vediamo un po', intanto qui abbiamo la nostra cara clinica, vediamo di continuare da questa parte, l'apparato come dire commerciale sta funzionando abbastanza bene, diamo un'occhiata all'interno della nostra sezione della felicità, vediamo un po', abbiamo solo il commerciale con reddito medio che ha bisogno di qualche consegna di merci, però adesso vedremo di risolvere anche questo problema. Ecco, ci ritroviamo al calar della notte, proprio l'atmosfera adatta per arrivare all'interno del nostro quartiere. Attenzione, una sparatoria nei pressi come dire, della nostra banca, Lama SRL, i nostri cari agenti iniziano a far fuoco con la loro volante della polizia, eccoli qua, i rapinatori vengono probabilmente catturati e portati immediatamente in cella. Benito Renna, vediamo qua, spero che il capo faccia la sua parte, vengono probabilmente arrestati e portati immediatamente in caserma. Allora, vediamo un po' quello che accade. Questo, come dire, è il nostro quartiere a media densità che dovrà essere sicuramente rinnovato ad alto reddito. Adoro la mia nuova casa, nuovi cittadini che continuano ad arrivare, perfetto. Vediamo di percorrere il lungomare questa fantastica strada che accompagna la nostra baia. Guardate che figa questa ora della notte, bene. Allora, vediamo di continuare, ritroviamo la nostra università a circa 500 metri dalla nostra posizione, la torre dell'acqua e i nostri cittadini che si preparano, come dire, ad andare a letto. Allora, vediamo un po' da questa parte cosa succede, tutte le macchine come potete vedere nei rispettivi parcheggi, qui un altro traforo, eccolo qua, guardate che figo, vediamo un po' dove porta, questo deve essere il traforo numero 1 che velocizza appunto la strada principale. Guardate un po' quello che sono riuscito a effettuare appunto in questa parte di mappa, vi ricordate che prima vi era, come dire, questa sorta di stradina che prima non era un traforo che andava a intersecare proprio questa strada? L'ho fatta diventare un traforo e ho spostato la stazione di polizia da questa parte per risparmiare spazio e collocare una nuova, come dire, industria. Vediamo cosa succede. Infastiditi dall'assenza di diplomati delle scuole professionali, ci servono più diplomati. Vediamo quello che succede. Ecco, la nostra università fornisce ovviamente l'istruzione a 1400 studenti. Vediamo cosa succede. Allora, vediamo un po', ecco il nostro caro ingegnere capo, può espandere l'università in 1000 modi. Bene, mi sa che abbiamo anche un'altra possibilità di collocare un nuovo dormitorio. Adesso vedremo un po' dove collocarlo e se collocarlo. Prima andiamo al piano superiore per capire più o meno quello che sta accadendo. Allora, sono riuscito anche a recuperare un altro po' di spazio, andando a recuperare questa sorta di spiazzo, per andare a collocare proprio da questa parte, come dire, un nuovo centro commerciale, un nuovo magazzino commerciale per ovviamente aiutare la nostra le nostre industrie a spedire le merci più velocemente ai negozi. Date un'occhiata a questa zona, come dire, è un po' meno estetica delle altre, date un'occhiata, abbiamo una sorta di montagna russa da questa parte e come potete vedere sono riuscito a creare anche altre due industrie nella zona nord, dove avevamo appunto una sorta di strada principale che si unificava con quest'altra. Bene, allora vediamo un po', questa ovviamente è una zona a come dire, inquinamento del suolo abbastanza elevato, diamo un'occhiata, eccolo qua appunto. Sono riuscito ad eliminare i due vecchi tubi di scarico disponibili per inviare direttamente le nostre acque sporche ai nostri cari alleati, come per esempio Kupenowa e il nostro caro amico di New Rockefeller. Vediamo intanto come sta andando la nostra grande opera. Per adesso il nostro metallo sta per essere inviato, ancora non ci sono televisioni, però
ci stiamo per adesso specializzando nel migliorare la nostra città vendendo appunto le nostre risorse, come per esempio i metalli e le leghe dalla nostra centrale di riciclaggio. Allora saliamo immediatamente al piano superiore, vediamo quello che è accaduto. Queste sono ovviamente le nostre residenze a basso reddito, la nostra scuola superiore come al solito. Vediamo di procedere sempre con tranquillità. Attenzione che qui c'è il precipizio, attenzione, vediamo cosa succede, una nuova icona, attenzione, un nuovo edificio cittadino proprio accanto al nostro fantastico municipio. Ho spostato, come dire, il nostro municipio in prossimità del nostro promontorio. Guardate un po' che profondo, ma soprattutto che bella la nostra città di sera vista appunto da questa parte. Attenzione, vediamo di non entrare all'interno della nostra montagna. Eccola qua, guardate che fantastica città, il nostro splendido grattacielo. Perfetto, desideravo proprio un posto in cui poterci riunire in pace. Stiamo parlando appunto della nostra nuova chiesa, appena eretta appunto vicino al nostro caro municipio. Eccola qui. Allora, la chiesa, come potete ben vedere, è un luogo di culto dove ovviamente vengono svolte soprattutto preparate delle funzioni religiose la mattina dalle 6 alle 8 e il pomeriggio dalle 18 alle 20, e ovviamente i fedeli che partecipano a queste celebrazioni verranno, come dire, la loro felicità aumenterà rapidamente. All'interno della ultima patch, sempre all'interno di SimCity, sono stati implementati i luoghi di culto. Diamo un'occhiata immediatamente. Era appunto una, come dire, una sezione che interessava parecchio all'interno di SimCity, ed ecco qua, come potete ben vedere, 4 chiese disponibili che possono essere posizionate all'interno della nostra cittadina. La chiesa è ovviamente un luogo di culto, pittoresca, circondata da una serena pace. I sim in cerca di risposte si precipiteranno in questo luogo e se ne andranno, come dire, avvolti dalla luce della beatitudine. Esistono, come potete ben vedere, anche altri luoghi di culto come la moschea. Questo meraviglioso edificio aggiungerà un carattere qualsiasi a un quartiere. I sim in cerca di una forza superiore visiteranno questo luogo e ne usciranno in pace con il mondo. Vediamo invece cosa succede. Il tempio moderno, come potete ben vedere, è il simbolo di The Sims, appunto in cima, privo delle decorazioni di un tempio tradizionale. Il tempio moderno ha riallineato la sua aura, guardando al futuro. I sim in cerca di una guida visiteranno questo luogo e si sentiranno invasi da una pace inferiore. Non è saggio demolire un tempio moderno. E in seguito ci lanciamo nel, come dire, nel Medio Oriente, ma anche nell'estremo Oriente, per andare, come dire, a costruire un luogo di culto abbastanza differente, tipico di quelle zone, come per esempio il tempio riccamente ornato, ha una storia da raccontare. I sim devoti accorreranno qui in cerca di una nuova prospettiva e sicuramente di una nuova fede. Come potete ben vedere, questi luoghi di culto possono rendere le città, come dire, particolari e sicuramente uniche nel loro splendore. Allora, vediamo un po'. Questa ovviamente è la nostra chiesa, già, come dire, ha il suo personale ecclesiastico, e quindi ciò ci permetterà di aumentare la felicità dei nostri fedeli. Come potete vedere, abbiamo già 88 fedeli che sono riusciti a partecipare all'ultima celebrazione. Allora, vediamo adesso di continuare, dopo aver detto questo, all'interno della nostra parte superiore della nostra città. Vediamo cosa succede. Allora, avevo intenzione, ragazzi, un piccolo progetto per questa nostra zona superiore. Intanto che abbiamo sempre la nostra miniera di minerali che continua a produrre, anzi a scavare e a raccogliere minerali. Perfetto. Questa è ovviamente tutta la nostra zona a media densità che si sta evolvendo, compresi appunto le nostre nuove banche. Date un'occhiata alla zona superiore, dove si tengono appunto i nostri $200.000. Ed ecco appunto il nostro impianto energia solare, accompagnato dalla nostra centrale di riciclaggio, che per adesso non ha riciclabili proprio perché l'impianto di costruzione è fermo per adesso. Attenzione che sta piovendo, attenzione, qualcuno ha aperto il rubinetto dell'acqua, maledizione. Vediamo di aprire immediatamente il nostro ombrello. Allora, vediamo un po', qui abbiamo come al solito la nostra discarica, che a breve verrà chiusa appunto per rendere la nostra centrale di riciclaggio unica in tutta la sua attività. Allora, in seguito agli ultimi aggiornamenti della nostra nuova cittadina, avevo intenzione di modificare anche la parte superiore. Allora, avevo pensato, ragazzi, proprio perché voglio farvi vedere adesso anche un'ultima modifica che c'è stata con l'ultima patch in SimCity, avevo intenzione di utilizzare questi $200.000 per rinnovare la zona superiore, per renderla, come dire, abitabile da più persone. Allora, io avevo intenzione di far partire da questa parte, proprio vicino al nostro campo di calcio, al nostro campo di baseball, una sorta di via principale con un viale a media densità, farlo partire appunto verso il centro e unificarlo direttamente con questa zona, in modo tale da velocizzare non tanto i trasporti, ma soprattutto anche i cittadini che accorreranno nelle loro residenze. Allora, elimineremo sicuramente tutta la zona centrale e creeremo, come dire, una zona di partecipazione di massa a questa sorta di strada centrale. Allora, vediamo un po' di effettuare il tutto. Intanto vediamo di rassicurare la nostra cittadina. La città è in fiamme, vediamo cosa succede. Un piccolo incendio nella zona, come dire, sud, dove ci ritroviamo le nostre residenze a bassa densità. Meno male che abbiamo già qualche ambulanza, speriamo che i nostri vigili del fuoco se la cavino abbastanza bene. Abbiamo diversi incendi, maledizione. Vediamo un po' dove è il nostro impianto dei vigili del fuoco. Quanti pompieri abbiamo disponibili? 2 camion. Per adesso possono andare abbastanza bene. Per quanto riguarda invece la polizia, niente, abbiamo
pochi sergenti disponibili in città, quindi magari una nuova auto della polizia potrebbe far comodo, perfetto. Magari adesso vedremo di capire cosa fare sempre all'interno della nostra zona superiore. Allora, vediamo un po', io direi ragazzi, intanto di effettuare questa piccola modifica. Intanto abbiamo un edificio abbandonato, dove si ritrova? Vediamo un po' di trovarlo immediatamente. Deve essere appunto un edificio mandato in fiamme, no, deve essere disperso, eccolo qua, perfetto, una sorta di maceria, ok. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Io avevo intenzione di creare quindi questa strada principale, quindi vediamo intanto di eliminare queste residenze. Sicuramente adesso perderemo abbastanza cittadini, proprio per questo lo voglio fare adesso, per cercare di rinnovare il tutto nella maniera migliore. Ok, vediamo di eliminare anche il nostro campo da baseball, eccolo qui. Il quartiere commerciale lo voglio lasciare a dov'è, perché proprio la sua zona è interessante per quello che voglio fare. Eliminiamo anche il nostro campo da baseball, cerchiamo di isolare, come dire, la nostra miniera di minerali in modo tale da non renderla, come dire, accompagnata da altre abitazioni. Allora, vediamo di eliminare anche questa sorta di main street da questa parte per rendere tutto più fluido. Attenzione, mamma mia, sicuramente avremo un calo di cittadini in maniera costante. Eliminiamo anche queste sorte di stradine che cercano di confluire, di affluire anche alla strada principale. Eliminiamo i nostri piccoli vialetti, benissimo, mi sa che stiamo diminuendo per quanto riguarda la nostra popolazione. Andiamo anche queste piccole residenze, avanti a tutta manetta, voglio proprio ridisegnare questa parte superiore. Attenzione, vediamo di eliminare anche questa piccola strada, forza, avanti che ce la caviamo, avanti, la nostra ruspa proprio se la cava abbastanza bene. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Adesso abbiamo tantissimo spazio disponibile, proprio voglio stare attento con la nostra nuova miniera dei minerali. Adesso che è stato implementato questo nuovo miglioramento all'interno della nuova patch, forse posso realizzare quello che intendo. Allora, facendo partire da questa parte un viale a media densità, eccolo qui, potremmo velocizzare il nostro processo di trasporto. Però prima voglio farvi capire che cosa ho in mente. Proviamo con una strada non asfaltata a bassa densità. Vedete un po', con il tasto M alzeremo la nostra strada. Date un'occhiata, aumenteremo ovviamente il dislivello, andremo a creare ponti e così ovviamente strutture architettoniche di ogni genere. Mentre per quanto riguarda il tasto N andremo ad abbassare il tutto, andando a creare, come dire, una sorta di quartiere sotterraneo, in modo tale da non influenzare completamente le residenze che si ritrovano intorno. E questo potrebbe essere soprattutto un ottimo mezzo per velocizzare i nostri processi nella parte superiore e sicuramente diminuire il traffico. Allora, facciamoci un po' di strada. Io avevo intenzione soprattutto di richiudere questa nostra miniera di minerali in un piccolo quadrilatero. Allora, vediamo di portare avanti questa sorta di stradina a media densità, eccola qua, vediamo di portarla in avanti fino a questa zona, eccola. Allora, vediamo di abbassarla, vediamo se posso rendere il tutto nella maniera più unica possibile. $9.000, vediamo se è abbastanza bassa come appunto intendevo, vediamo un po', ecco, così può andare abbastanza bene, in modo tale che abbiamo creato due solchi per delimitare ovviamente la nostra cittadina. Allora, vediamo un po', iniziamo adesso con le nostre strade. Vediamo un po', allora strade per adesso a media densità, ancora devono evolversi i nostri cittadini al massimo e vediamo di portare in avanti una sorta di stradina. Daremo anche un aspetto un pochino più interessante per quanto riguarda l'estetica. Allora, vediamo di portarlo anche da questa parte, era un'idea che avevo in mente da parecchio tempo. Allora, vediamo un po', perfetto, così può andare abbastanza bene. Ho aspettato ragazzi i $200.000 appunto per non evitare problemi di bancarotta. La nostra maledetta centrale di minerali, la nostra miniera di minerali può creare qualche problema. Adesso dovrò inventarmi qualcosa per cercare di migliorare lo spazio, perché come ben sapete ragazzi, in queste città ovviamente colme di dislivelli, l'architettura e soprattutto l'ingegneria del giocatore devono superare ogni limite, quindi vediamo di adattarci. Allora io direi ragazzi, vediamo di collocare innanzitutto una strada a media densità che parta da qui, eccola qui, che vada, come dire, a seguire in parallelo la nostra main street, ecco la nostra scuola. Sicuramente dobbiamo ridisegnare l'apparato scolastico, dobbiamo sostituire questo luogo con qualche altro oggetto, benissimo. Allora vediamo un po', intanto la nostra miniera di minerali deve rimanere nel luogo dove si ritrova. Vediamo di collegare appunto una nuova zona da questa parte, perfetto, quindi questa zona verrà come dire, riempita da abitazioni e sarà esclusivamente adatta alla nostra raccolta di minerali. Bene, invece in questa zona dobbiamo come dire, sfruttare tutto lo spazio disponibile per le nostre abitazioni. Vediamo di eliminare le nostre residenze ormai bruciate dalle nostre fiamme, ok, e vediamo adesso di sistemare i parchi anche nella maniera migliore. Vediamo di eliminare questi vecchi campi da baseball. Allora vediamo di collocarli nella maniera migliore. Allora io direi, intanto qui cosa abbiamo? Dei barbecue, questi possono andare bene perché non occupano molto spazio. Bene, intanto collochiamo, questa zona deve essere resa. Intanto io direi di rendere questa piccola zona a bassa densità, quindi andiamo a collocare un gazebo proprio da questa parte, eccolo qui. Accompagniamo anche un ottimo acquapark proprio da questa parte, vicino a questa residenza. Vediamo un po' se possiamo farcela, benissimo. Aggiungiamo anche, vediamo un po' cosa possiamo ritrovare.
Vediamo un po', un parco giochi con giostre, proprio qui, benissimo. Vediamo di modificarlo magari con qualche altra decorazione per evitare quindi dei problemi. Intanto passa un bel corriere, eccolo lì, l'avete visto sulle rotaie. Aggiungiamo qualche altra decorazione, benissimo. E vediamo di richiudere il tutto con delle abitazioni proprio da questa parte. Allora, vediamo un po', andiamo ad aggiungere dei viali a media densità. Questa casa mi sa che dovrà sparire adesso, ok. Allora, questa zona sarà dedicata interamente alle nostre nuove abitazioni. Vediamo un po', qui c'è un piccolo dislivello dovuto al nostro nuovo barbecue. Mi sa che qui non può stare il nostro barbecue, maledizione. Vediamo di rendere il tutto nella maniera migliore, ok. Vediamo un po' adesso se qui possiamo edificare qualcosa. Anzi, questa è una zona, come dire, morta, perché sicuramente non potremo andare a collocare proprio un bel niente. Quindi vedremo adesso di andare a posizionare il nostro barbecue, perché ovviamente questa è una zona inagibile. Anzi, più che un barbecue vedremo di posizionare, andiamo nella sezione basse, qualche bel fornello, eccolo qui, pronto. Benissimo, allora tanto qui stanno per spegnere i nostri incendi, stanno per ricostruire le case. Bene, questa zona, come dire, sarà resa a bassa densità. Allora, quest'altra invece vedremo di realizzarla alla media densità. Attenzione, qui succede qualcosa di strano. Aggiungiamo le nostre case nella maniera migliore. Ok, un nuovo quartiere. Vediamo un po' questa strada, mi sembra che sia un po' storta. Ovviamente segue il dislivello della nostra piccola stazione. Molto bene. Allora, da questa parte invece cosa succede da questa parte? Vediamo un po', il nostro valore del terreno è molto basso. Vediamo un po'. Anzi, adesso che ci penso, potremmo rendere la zona vicina alla miniera dei minerali. Ecco, forse possiamo fare una cosa del genere. Io direi, visto che la nostra miniera di minerali ovviamente è un luogo che rende tutto ciò che sta intorno qualcosa a... come dire, è un luogo che rende infelici i cittadini, io direi di rendere questa piccola zona a basso reddito e le altre ovviamente a media densità. Sì, potrebbe essere un'ottima opportunità. Intanto voglio un attimo vedere, ragazzi, ovviamente in queste fasi di costruzione bisogna ragionare moltissimo. Dove abbiamo altre fonti appunto di minerali? Potremmo anche eliminare la nostra miniera di minerali da questa parte e metterla da quest'altra per andare a occupare potrebbe essere forse un'ottima mossa, in modo tale da eliminare questa sorta di trapezio qui e creare una zona proprio unica, e questa zona esclusivamente a bassa densità. Sì, possiamo fare così. La nostra nuova miniera di minerali vediamo di posizionarla da questa parte con i dovuti miglioramenti, quindi spenderemo davvero parecchio. Eccola qua, 208 tonnellate seguite da 291. Per adesso collochiamo solo due zone appunto di raccolta, eliminiamo questa nostra miniera da questa parte.